Probabilmente siamo all'inizio della quarta ondata, che però, e va sottolineato, ha delle caratteristiche probabilmente molto diverse dalle ondate precedenti. Corrono velocemente i contagi, in Veneto raggiunti gli 87 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, incidenza più alta della media nazionale che si attesta a 58, ma i ricoveri rispetto alle precedenti ondate crescono a un ritmo molto più lento. Consideriamo una specie di piramide. Alla base ci sono i contagi, a livello intermedio ci sono i ricoveri e nella punta ci sono gli accessi in terapia intensiva. In questa ondata la base della piramide si è notevolissimamente allargata, cioè ci vogliono molti più contagi perché si arrivi al ricovero in terapia intensiva. Questo grazie a una buona copertura vaccinale tra gli anziani e le persone fragili, ma è presto per capire se questa situazione si manterrà anche in autunno. Se le vaccinazioni procederanno a ritmi molto spediti, probabilmente si riuscirà a tenere molto ridimensionato tutto il fenomeno. L'obiettivo nell'immediato è tenere i ricoveri entro un limite ragionevole. Quest'anno ci sono ricoveri sia nei reparti di malattie infettive che nelle terapie intensive. Questo rende la situazione comunque potenzialmente più impegnativa e ancora di più rende necessario prendere e proseguire in tutte quelle misure che possano contenere un'ulteriore progressione.